Se non andrà col terzo mandato, Luca Zaia lo vedrei bene candidato sindaco a Venezia. Para il vice sindaco di Cafarsetti, Andrea Tomaello, che anticipa nuovi possibili orizzonti elettorali. A Venezia il giudice ordina ad AVM di assegnare d'urgenza il posto auto al garage comunale alla ricorrente senza sentire la controparte, fatto che non succede quasi mai. Mentre in provincia aumentano le rette nelle case di riposo, il comune di Venezia va in controtendenza, ma l'assessore comunale Venturini lancia un appello: è necessaria la riforma delle IPAB. Restano un mistero i motivi che hanno spinto un anziano piemontese a rubare la foto di Giulia Cecchettin. L'appello del sindaco del comune di Saonara: ora ritorni subito in chiesa. Domenica prossima nuovo sit-in con le Remiere di Venezia per la liberazione di Alberto Trentini dal carcere di Caracas dopo il flash mob di ieri in campo Santa Margherita. Vittoria in casa per 94-82 della Reyer contro i piemontesi del Tortona, sorpassati in classifica per i veneziani e la sesta vittoria consecutiva. Calcio alla Coppa del Re, domani serie in esclusiva su Antenne 3 a partire dalle 21:30, secondo turno di semifinale tra Real Madrid, Real Sociedad e Atletico Madrid e Barcellona. Buongiorno e buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Antenne 3 Venezia. Questi i titoli delle principali notizie di oggi. E allora apriamo il notiziario con la politica. Se non andrà col terzo mandato, Luca Zaia lo vedrei bene candidato sindaco di Venezia. A parlare è il vice sindaco del capoluogo, Andrea Tomaello. Sentiamo. Il risultato più bello è quello di avere ricompattato la Liga Veneta, il movimento sotto la bandiera di San Marco e proiettandola anche verso le elezioni regionali, la prima grande sfida che ci sarà nel nostro territorio, e quindi insomma la Lega ha dimostrato di essere pronta e quindi insomma adesso siamo pronti, attendiamo il congresso di sabato e domenica a Firenze, però il Veneto ha dimostrato di esserci, di essere compatto. La presenza di oltre 2000 partecipanti al precongresso della Lega sabato a Padova ha lanciato un chiaro messaggio e tra i temi caldi affrontati quello del terzo mandato, su cui Tomaello sembra fiducioso. Io spero ci sia, adesso vedremo nei prossimi giorni la decisione della consulta, ma insomma il Presidente Zaia ha dimostrato di essere una persona seria e di amministrare molto bene, quindi insomma l'auspicio è che possa fare un terzo mandato. Se così non sarà, anche il segretario Salvini ha detto che comunque darà una mano per le regionali. Poi da veneziano, insomma, se un domani decidesse di fare il passo verso il palazzo di là del canale Cafarsetti come sindaco non sarebbe assolutamente male, anzi glielo consiglio. Se non dovesse andare con il terzo mandato, dunque, Luca Zaia potrebbe diventare il nuovo sindaco di Venezia. Una persona con la sua competenza e con la sua esperienza farebbe sicuramente bene alla città di Venezia, poi naturalmente la decisione deve essere sua, deve capire varie dinamiche, ma insomma aspettiamo, non vogliamo mettergli fretta sapendo che insomma l'obiettivo sarebbe il terzo mandato, ma se non si riuscisse e ci fosse questa possibilità, tanti veneziani e soprattutto tanti leghisti sarebbero contenti. Sulle assenze di Roberto Marcato e Giampaolo Bottacin, Tomaello commenta. Gli assenti possiamo dire che non li abbiamo visti. Abbiamo visto 2000 persone, tanti amministratori, tanti sindaci, persone anche che non si vedevano da tanto tempo, anche semplici militanti, anche veneziani che magari si erano negli ultimi anni un po' allontanati, si sono riavvicinati grazie al segretario Stefani, a Zaia, a Salvini. E allora vi raccontiamo di come l'attribuzione di un posto al garage comunale di Piazzale Roma sia finita in tribunale e di come il giudice abbia a sorpresa ordinato di assegnare d'urgenza il posto alla ricorrente senza neanche sentire la controparte. Dopo 50 anni di abbonamento dei genitori per un posto auto al garage comunale di Venezia, alla morte del papà avvenuta a febbraio scorso, AVM decide di annullare il subentro della mamma nonostante il contratto e l'auto in questione siano cointestati. Risultato: la famiglia fa ricorso e il giudice accoglie il ricorso d'urgenza ordinando ad AVM di riassegnare il posto auto alla ricorrente. Così dalle carte a corredo del fatto e dal racconto della figlia veneziana Caterina, rientrata in città da Bologna dove vive, per poter seguire in questa intricatissima vicenda la mamma 78enne, rimasta invece a Venezia. L'amarezza più grande resta il fatto che un cittadino sia stato costretto a rivolgersi al giudice per l'applicazione di quella che è una norma che nel regolamento risulta assolutamente chiara e cristallina, insomma, ecco. E nel caso di mia mamma, lei ha la fortuna, tra virgolette,
che io sono laureata in legge e mio marito è avvocato e l'abbiamo potuta tutelare al meglio. Il fatto dovuto ad una errata interpretazione del regolamento degli abbonati in essere, con la questione del subentro del posto auto prevista invece all'articolo 10, secondo comma. Non lo so se AVM a questo punto, dinanzi al pronunciamento del giudice, riterrà di addivenire a miti consigli. Insomma, la questione, che sembra essere molto complicata, in realtà è stata sbrogliata per l'intanto dal giudice, pronunciatosi il 25 marzo corrente, inaspettatamente, sulla base della semplice richiesta documentata, senza che la controparte potesse intervenire, ovvero inaudita altera parte. Di fatto non succede quasi mai. Quindi quando sarà fatto il bando mia mamma anche parteciperà e si vedrà se avrà diritto al suo posto oppure no. Ecco. Il 20 maggio prossimo l'udienza per la comparizione delle parti, ma fino ad allora il posto auto va riassegnato senza se e senza ma, così da disposizione di legge. Però insomma questa non è una situazione di tutti, propria di tutti, e sicuramente persone soprattutto di una certa età è possibile che non abbiano avuto questa possibilità e insomma questa è l'amarezza più grande, ecco, di questa situazione. Mentre in provincia aumentano le rette delle case di riposo, nel comune di Venezia la situazione va in controtendenza, ma l'assessore comunale alla coesione sociale Venturini lancia un appello. Nelle case di riposo, quelle a sostanzialmente controllo comunale, nel senso che il comune nomina i CDA delle case di riposo pubbliche che sono unite sotto l'IPAV, che quindi è la casa di riposo Antica Scuola dei Battuti, la Contarini della Gazzera, la San Lorenzo a Venezia e altre, le Zitelle, San Giobbe, si è riusciti quest'anno a non aumentare le rette. In una valle di lacrime, Venezia al momento si rivela dunque un'isola felice. I dati diffusi nei giorni scorsi dai sindacati dei pensionati infatti parlano di un aumento delle rette nelle case di riposo in provincia di 295 euro in media rispetto al 2024, cifre che per le famiglie sono insostenibili. La scelta fatta dal Comune di Venezia però non potrà durare a lungo. La volontà c'è per questo e per il prossimo anno di non aumentare le rette in alcun modo. Da qui però poi parte l'appello ai livelli di governo superiori, quindi regioni e Stato, perché su questo tema si inizia a fare un ragionamento. In particolare serve la riforma delle IPAB, cioè queste case di riposo pubbliche sono tante, in Veneto circa 200, che aspettano da 20 anni una riforma che consenta loro di avere gli stessi costi almeno che hanno i privati. Dall'altra parte anche aumentare le impegnative di cura, perché molto spesso l'anziano è in graduatoria, ha i punteggi della scheda SVAMA per accedere alla casa di riposo, però mancano le risorse dell'impegnativa che poi le singole ULSS gestiscono, e questo è un tema, perché andare da privato vuol dire veramente un salasso che nessuno si può permettere al giorno d'oggi. Il Comune sta facendo la sua parte, ma non potrà essere sufficiente. Abbiamo messo circa 3 milioni di euro per dare una mano alle famiglie che sono meno, hanno meno risorse, che devono comunque pagare la retta sociale per contribuire in parte a questo costo. Il Comune ha anche negli anni rinforzato l'assistenza domiciliare, che sono appunto operatori sanitari che vanno nelle case di chi ne ha diritto, e sono circa 1000 le persone che seguiamo ogni anno nel Comune di Venezia, per l'igiene, per l'alzata dal letto, per la vestizione, di situazioni in cui altrimenti sarebbero costrette a essere inviate in casa di riposo, dove non ci sono però le impegnative, dove mancano le risorse. Quindi è tutto il tema dell'invecchiamento della popolazione che andrebbe preso per mano e guidato, perché noi stiamo gestendo questo fenomeno con sostanzialmente delle strutture, delle leggi e una concezione del sistema che è ferma a 20 anni fa. Restano un mistero i motivi che hanno spinto un anziano piemontese a rubare la fotografia di Giulia Cecchettin, e intanto c'è l'appello del sindaco del comune di Saonara. Ora la foto, ritorni subito in chiesa. Aspettano il ritorno a casa della foto di Giulia i parrocchiani di Saonara, che sabato con sgomento avevano appreso la notizia del furto della fotografia della giovane uccisa dall'ex fidanzato nel novembre del 2023, divenuta simbolo della lotta contro la violenza di genere. La foto era stata rubata da un altare laterale della chiesa del comune, dove è sepolta la ragazza, da un 70enne della provincia di Verbania, che ad oggi non ha ancora fornito alcuna spiegazione del suo gesto. Siamo felici che la foto sia stata ritrovata e che la cosa si sia risolta. Cercheremo di capire anche attraverso i carabinieri le motivazioni di questo gesto, che sembra veramente anomalo, e per noi appunto importante è che la foto ritorni al suo posto, perché
la foto sull'altare in chiesa era per tutti noi parrocchiani, anche per i cittadini, un momento di riflessione per quello che è successo, per quello che è accaduto e anche un momento di preghiera anche non solo per Giulia ma per tutti, anche per i giovani, per i ragazzi e per le donne che sono vittime di questi femminicidi. Cosa abbia spinto l'anziano a percorrere oltre 700 km per arrivare nel Padovano e trafugare la foto resta un mistero. Ha agito a colpo sicuro e senza nemmeno nascondere il suo volto. I carabinieri però, grazie alle telecamere di sorveglianza della chiesa e quelle targa system posizionate sulle vie del comune, sono risaliti a lui nonostante sia incensurato. Fondamentale la videosorveglianza perché ci ha permesso di individuare la persona, di individuare le targhe anche lungo il percorso insomma, che è stato fatto e quindi individuare subito di chi si trattava. Nuovo sit-in ieri a Venezia per mantenere alta l'attenzione su Alberto Trentini, il cooperante del Lido detenuto in Venezuela da novembre. Sono passate 8 settimane dallo scorso flash mob in piazza San Marco. E vi ringraziamo per essere qui. Nuovo flash mob in Campo Santa Margherita a Venezia per Alberto Trentini, il cooperante 45enne veneziano del Lido, detenuto in carcere in Venezuela dal 15 novembre scorso, senza che la famiglia potesse mai sentirlo. Alla manifestazione anche la mamma Armanda e un messaggio di Don Luigi Ciotti letto dagli amici di Alberto. Alberto Trentini. Questo nome dovrebbe essere sulla bocca di tutti, perché il primo diritto di ogni persona è quello di essere chiamata per nome, soprattutto quando subisce un'ingiustizia o vive una difficoltà. Al sit-in di domenica l'associazione Articolo 21 con il comitato Alberto Trentini Libero, tutti a chiedere l'immediata scarcerazione del 45enne. Intanto la petizione su change.org per il ritorno a casa del cooperante ha superato le 93.000 firme. Prossima iniziativa, un corteo acqueo sul Canal Grande, domenica 13 aprile, insieme alle Rimiere di Venezia. Sono 500 i chilometri di corsi d'acqua percorribili in Veneto. Saranno celebrati il 13 aprile nella prima giornata regionale del turismo fluviale veneto. Centinaia di chilometri delle vie navigabili storiche dei fiumi del Veneto attraversano città, borghi e parchi naturali, corsi d'acqua che verranno celebrati il prossimo 13 aprile nella prima giornata regionale del turismo fluviale veneto. Importante perché valorizziamo una nuova offerta turistica del territorio regionale, una nuova legge che è stata approvata in Consiglio e che ci permette di valorizzare tutto il territorio. Sono ben 500 i chilometri navigabili nel nostro territorio, in tutta la regione Veneto, e ci permette di scoprire arte, cultura, natura, ma soprattutto enogastronomia. Fiumi quali il Brenta, il Sile, l'Adige e il Po stanno riscuotendo negli ultimi anni sempre più successo con un turismo lento e sostenibile. Attività come le crociere fluviali, canottaggio e rafting permettono di godere appieno dell'ambiente naturale, dimostrando così come sia possibile unire turismo, cultura e tutela ambientale. Si tratta di mettere in rete ben 16 prodotti turistici già attualmente esistenti ma che oggi non sono collegati tra loro. Progetto in collaborazione con la società Infrastrutture Venete per una somma di 250.000 euro a cui se ne aggiungeranno altrettanti nel corso del 2025. Devo ringraziare anche la consigliera Cestari per aver fatto questo progetto di legge che noi adesso stiamo implementando non solo con le risorse ma anche con l'organizzazione della direzione turismo. E ieri a Borbiago di Mira, come da tradizione, è stata ricordata la Madonna Nera con la processione guidata dal parroco del paese Don Giovanni. La festività, fissata il 25 marzo, viene celebrata di prassi la domenica. Numerose le associazioni che hanno preso parte alla celebrazione, tra cui il Gruppo Culturale Al Capiteo, i Lagunari e l'Associazione Carabinieri. Ed ora andiamo a conoscere i 3 direttori dei prossimi festival di danza, musica e teatro della Biennale di Venezia. William Dafoe, enorme star del cinema mondiale, guiderà come direttore artistico dal 31 maggio al 15 giugno la 49esima edizione del Festival Internazionale di Teatro della Biennale di Venezia, per lui un'avventura tutta nuova.
Poi Win McGregor è stato confermato alla direzione del 19° Festival Internazionale di Danza Contemporanea, in scena a Venezia dal 17 luglio al 2 agosto. Infine ecco la novità più attesa: Caterina Barbieri, musicista e compositrice, che dall'11 al 25 ottobre sarà l'artefice del programma del 69° Festival Internazionale di Musica Contemporanea. Il suo rapporto con Venezia? Sì. Il tuo rapporto di Venezia com'è adesso, con una nuova veste e il tuo festival? Una domanda sola. Guarda, sono stato tante volte qui per il Festival del Cinema, e anche forse 5 anni fa ho fatto un workshop al Biennale Teatro. Venezia è un posto speciale, e questo appuntamento come direttore è fantastico, è un'opportunità di creare un grande incontro con gli artisti e il pubblico. 2 novità e una conferma: ecco i 3 nuovi direttori presentati nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. Un ulteriore tassello che fa un unico meraviglioso festival che mette insieme le arti performative e stabilisce anche un principio, che è quello dell'incamminarsi verso ciò che genera, verso ciò che è ulteriore. Siamo allo sport, la pallacanestro, grande vittoria per l'Umana Reyer sul Bertram Derthona, che vale l'aggancio ai piemontesi in zona playoff. La 6ª vittoria consecutiva nella sfida emozionante contro la Bertram Derthona lancia l'Umana Reyer in zona playoff. Una prestazione di altissimo livello da parte di 2 formazioni in ottima condizione nella 24esima giornata di A1, che ha visto gli Oro Granata imporsi per 94-82 in una sfida giocata alla pari fino agli ultimi minuti. Abbiamo meritato questa vittoria, abbiamo vinto una squadra molto preparata, decisivo nostra fisicità, nostra difesa. In ultimi 4 minuti abbiamo proprio fatto molto bene. Andiamo avanti, andiamo un po' di riposare adesso dopo di questa partita e andiamo a continuare a lavorare per vincere più partite. La vittoria ha permesso alla Reyer di sorpassare in classifica i piemontesi, ribaltando il risultato della gara dell'andata per punteggio. Questo è il risultato del lavoro che stiamo facendo durante le settimane. Neven ci sta aiutando tantissimo a migliorarci, e la società è sempre alle nostre spalle, pronta a sorreggerci. Quindi noi siamo sereni e tranquilli, e quindi poi si vede anche in campo. La sfida ha visto la Reyer avere la meglio nell'ultimo quarto contro la formazione allenata dall'ex Walter De Raffaele, riaccolto dagli applausi del Taliercio. Ed ora il calcio, la Coppa del Re torna domani sera in esclusiva su Antenna 3 a partire dalle 21:30, secondo turno di semifinale tra Real Madrid e Real Sociedad e tra Atletico Madrid e Barcellona. Da una parte il Real Madrid, che forte dell'1-0 della prima gara torna a sfidare il Real Sociedad, dall'altra Atletico Madrid e Barcellona che si affrontano di nuovo dopo lo spettacolare 4-4 del primo confronto. Su Antenna 3 ritorna in esclusiva la Copa del Re, la Coppa del Re spagnola, e protagoniste sono le principali compagini del calcio iberico. Secondo turno delle semifinali domani e mercoledì sera alle 21:30, appuntamento da non perdere sulla nostra emittente che seguirà in diretta l'evento. Si comincia domani sera con la sfida tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i baschi del Real Sociedad. La prima partita di semifinale ha visto i madrileni prevalere di misura con un gol di Felipe. Per i bianco-blu c'è dunque grande voglia di riscatto. Dall'altra parte Atletico Madrid e Barcellona arrivano da una partita incredibile. I madrileni, sopra per 2-0 nei primi 6 minuti, si sono fatti rimontare e superare ancor prima di rientrare in spogliatoio per l'intervallo. Sul 4-2 per i catalani non si sono però persi d'animo e hanno
ricambiato la beffa, agguantando il 4-4 con 2 reti tra l'84esimo e il recupero. Dopodomani sarà dunque di nuovo calcio spettacolo. Copa del Re da non perdere quindi su Antenna 3 in esclusiva domani sera dalle 21:30 con Real Madrid contro Real Sociedad e mercoledì sempre dalle 21:30 Atletico Madrid contro Barcellona. Con questo per stasera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.